S'era uno di noi, tanto cattivo non poteva essere. Detta spiccia nasce un po' così la percezione nostrana di Felice Maniero e della sua organizzazione. Lui e i suoi accoliti, non estranei ai modi, alle consuetudini e soprattutto alla lingua locale, non vengono caricati dell'aura criminale della mafia vera e propria. Nell'immaginario locale il criminale veneto finisce per essere addomesticato sulla base di una rappresentazione legata a una presunta generosità e simpatia del boss della Riviera del Brenta, il cui carattere estroverso e seduttivo finisce per oscurare le sue responsabilità e i crimini commessi insieme alla sua organizzazione. Addomesticando le gesta di quella organizzazione, ci scordiamo il male disseminato con le armi e, non lo dimentichiamo, con lo spaccio di eroina, sostanza di cui l'accattivante Maniero, con l'agghiacciante managerialità, ha inondato le piazze venete. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è martedì 21 marzo 2023 ed oggi è la giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Le parole che vi ho letto poco fa sono di Gianni Belloni, sono pubblicate in un bellissimo articolo di commento sulle pagine dei quotidiani del gruppo Jedi. Armi e droga, così il male si è disseminato. Un brevissimo commento, quello di Gianni Belloni, che vi invito a recuperare appunto sulle pagine dei quotidiani del gruppo Jedi. I giornali ricordano anche le storie appunto di due vittime innocenti delle mafie, in particolare Cristina Pavesi e Matteo Toffanin. La prima nasce a Treviso il 4 settembre del 68, il 13 dicembre del 1990 muore nel corso di un assalto a un treno. Aveva 22 anni, all'altezza di Barbariga di Vigonza il diretto rallenta, Cristina guarda fuori, è buio, non si vede niente, fuori scoppia una carica di tritolo. Questa la vicenda nel 1990. Nel racconto della giornalista Valentina Calzavara, l'incontro per la tesi e quei sogni squarciati, morte senza colpevoli peraltro. Amava il teatro Cristina Pavesi, stava per laurearsi in lettere a Padova e voleva frequentare il DAMS. È il 13 dicembre 1990, prende il regionale e sceglie il posto vicino al finestrino. Inizia così la storia di Cristina Pavesi, vittima innocente di mafia. E poi Matteo Toffanin, ucciso in auto per uno scambio di persona, l'ombra della mala del Brenta, e 31 anni senza risposte. La fidanzata sopravvissuta a quell'assalto, quella sparatoria, dice: questa storia pesa ancora nella vita di tutti i giorni. L'inchiesta di recente è stata riaperta. Aveva 23 anni Matteo Toffanin, ucciso la sera del 3 maggio 1992 a Padova perché scambiato per un uomo legato alla mafia del Brenta. Una tragica combinazione di coincidenze. Nella stessa via infatti abitava un pregiudicato con una Mercedes identica a quella che usò Matteo. Alcune cifre della targa coincidevano, insomma un errore, un'altra vittima innocente di mafia. E oggi in tutta Italia naturalmente ci saranno, e anche in Veneto, manifestazioni e sit-in proprio per ricordare le vittime innocenti delle mafie. Proseguiamo con la rassegna stampa di oggi e torniamo a parlare di coronavirus, in particolare della seconda ondata Covid, l'accusa dell'opposizione in Consiglio regionale. La regione alterò i dati per restare in zona gialla. Oggi la relazione in aula del Consiglio regionale del Veneto, dopo la conclusione dei lavori della commissione d'inchiesta regionale sulla gestione della seconda ondata pandemica. Sono due i temi, secondo i consiglieri di minoranza, questioni che avrebbero orientato la decisione del governo di mantenere il Veneto giallo anche durante la seconda ondata: il valore dell'RT, cioè l'indice di trasmissibilità del virus, e la percentuale di occupazioni dei posti letto di rianimazione, valori che secondo la minoranza
sostanza sarebbero stati trasmessi falsati al Ministero della Salute, contribuendo in maniera determinante al mantenimento della colorazione gialla, mentre le regioni confinanti venivano dipinte di arancione come l'Emilia Romagna o di rosso come la Lombardia. Una teoria questa che è inserita nella relazione di minoranza sui lavori della commissione Covid, una relazione che finirà direttamente in procura. Chi di dovere potrà trarne le conseguenze valutando eventuali profili di dolo o colpa grave, precisa Vanessa Camani del Partito Democratico. Questo in un articolo sui quotidiani del gruppo Gedi. La notizia anche sul Gazzettino di oggi. Covid, l'inchiesta oggi in aula, l'opposizione dice Zaia ci spieghi e lui ribatte non ci siamo mai tirati indietro. L'articolo di Alda Vanzan spiega che in Consiglio regionale arriveranno oggi le conclusioni dei lavori della commissione d'inchiesta sul Covid con due distinte relazioni, una di maggioranza, una di minoranza. Il presidente della giunta regionale Luca Zaia dice non si valuti la storia con il senno di poi. Ribattono la consigliera regionale Vanessa Camani del Partito Democratico assieme alle altre consigliere regionali di minoranza, notando che nella seconda ondata in Veneto ci sono stati oltre 8.000 morti, servivano chiusure e restrizioni maggiori. Del resto una valutazione sulle scelte politiche compiute in quella fase, nella fase della seconda ondata Covid, non può che avvenire ex post, questo è assolutamente ovvio e naturale, e avverrà proprio oggi nell'aula del Consiglio regionale del Veneto, dove la minoranza chiederà conto alla giunta Zaia e alla maggioranza che la sostiene, conto delle scelte politiche effettuate nelle fasi più delicate della pandemia. Ma ora voltiamo pagina e parliamo sempre di sanità, con temi più legati alla attualità, come ad esempio lo sciopero di 5 giorni indetto dai medici di base. Gli studi saranno chiusi sotto Pasqua. La ragione è che la giunta Zaia si è dimostrata sorda ai problemi. L'assessora regionale alla sanità Manuela Lanzarin si difende, dice i rapporti sono stati rotti da loro, dai medici di base. Lo sciopero è stato indetto dalla categoria SNAMI e SMI. Ci asterremo dal lavoro nei giorni 5, 6 e 12, 13 e 14 aprile, fanno sapere i sindacati. Siamo stati lasciati soli con enormi carichi di lavoro e quindi obbligati a scioperare per farci ascoltare. È lo strillo questo che si legge anche su poster e dépliant comparsi nelle ultime ore negli ambulatori di tanti medici di famiglia del Veneto per comunicare naturalmente questo sciopero proclamato dai sindacati dei medici di base SMI e SNAMI, che protestano per il mancato contratto integrativo regionale, l'eccessivo carico di burocrazia che toglie tempo ai malati, la non attivazione della rete telematica ospedale territorio. Insomma, sono tanti gli aspetti di frizione tra i medici di base e la regione che peraltro nell'ultimo anno ha aumentato il massimale di pazienti a carico di ciascun singolo medico di base, questo nel tentativo di garantire la copertura del servizio per la popolazione, raggiungendo comunque risultati non soddisfacenti, se è vero che le zone carenti in Veneto sono quasi 400, ovvero zone dove non c'è semplicemente il medico di base, e i cittadini veneti quindi senza un medico di base di riferimento oggi, secondo alcune stime pubblicate nelle scorse settimane proprio dal Corriere del Veneto, potrebbero essere circa 500.000. Insomma, un tema naturalmente estremamente delicato. La notizia, come dicevamo, sul Corriere del Veneto di oggi. Sulle pagine del Gazzettino invece si racconta la storia, anzi il caso del primo medico
di base in Veneto ad aderire al mille proroghe e quindi alla possibilità di restare in servizio fino ai 72 anni. Dice: me lo chiedono i pazienti. Aveva già comunicato la pensione, poi ha scelto invece così di proseguire nella sua attività in ambulatorio. Dice: non sono un eroe ma semplicemente un onesto lavoratore. Si tratta del dottor Mario Guerra, nato a Vicenza, che esercita a Montecchio Maggiore, è medico da 45 anni ed è specializzato in ginecologia. Sono 200.000, scrive il Gazzettino, i veneti temporaneamente privi di copertura. Non me la sento di lasciare soli i miei 1600 assistiti, sono le parole invece di questo medico di base che ha deciso di restare al lavoro fino ai 72 anni. Quindi, secondo il Gazzettino, 200.000 i veneti senza medico di base, e non è un caso che in questi ultimi mesi siano nati come funghi dei nuovi studi medici privati, soprattutto nel Trevigiano ma anche nel Vicentino e nel Veneziano, studi privati che erogano gli stessi servizi dei medici di base, con una piccola differenza, che sono a pagamento. Ebbene, c'è un mercato anche per questo tipo di servizio, e proprio connesso a questo tema, cioè quello della privatizzazione, c'è un intervento della funzione pubblica CGIL sulle pagine dei quotidiani del gruppo GEDI. È sicuramente vero che il Veneto della sanità pubblica è settore anche delle eccellenze, ma lo è altrettanto che le liste d'attesa sono interminabili. È altrettanto vero, insomma, che le liste d'attesa sono interminabili, costringendo i cittadini a rivolgersi al privato, soprattutto per le prestazioni ordinarie. Quindi, anche se la regione non è direttamente impegnata a sovrafinanziare la sanità a pagamento, sono i cittadini a farlo, costretti dal pubblico che fatica ad assolvere i suoi compiti, visto le difficoltà che è costretto ad affrontare. In sintesi, è questa la dichiarazione di Ivan Bernini, segretario veneto della funzione pubblica CGIL, che replica l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin, che nei giorni scorsi aveva respinto il racconto di un Veneto nelle mani della sanità privata. Cosa dice Bernini? Nessuno ha messo in discussione il fatto che nella nostra regione esistano delle eccellenze, in particolare sulle alte specializzazioni, ma il punto è un altro: sono proprio le prestazioni più diffuse, in particolar modo tra gli anziani, ad essere svolte soprattutto al di fuori delle strutture pubbliche. Parliamo di diagnostica, servizi ambulatoriali, interventi in day surgery, attività in day hospital, le prestazioni più comuni, che per oltre il 50% sono svolte dal privato. Intanto aumenta la spesa sostenuta direttamente dal cittadino per comprare quelle prestazioni, quasi esclusivamente nel privato convenzionato, perché il problema delle liste d'attesa lo stanno affrontando i cittadini, pagando di tasca loro le prestazioni. Prosegue ancora il segretario della funzione pubblica CGIL: siamo orgogliosi del fatto che nella nostra regione esistano le eccellenze in mano pubblica, ma la sanità non si regge attorno a poche eccellenze concentrate sulle 2 aziende ospedalieri e sugli ospedali hub. La privatizzazione del sistema si può fare in tanti modi, direttamente o indirettamente, lasciando che il pubblico si svuoti per sfinimento, accreditando sempre più soggetti al di fuori di una programmazione pubblica necessaria, lasciando che sia il mercato, tra virgolette, a farla. Insomma, un ragionamento complessivo sulla privatizzazione della sanità veneta, in corso e in atto da anni se non decenni. Chiudiamo questa parte della rassegna relativa ai nodi della sanità e passiamo ora alle ultime 2 notizie di oggi. La prima: la battaglia per i diritti a Padova. Si terrà un vertice tra il sindaco e il prefetto sui figli delle coppie arcobaleno. Il prefetto chiederà di adeguarsi alla sentenza della Cassazione che blocca i riconoscimenti. Nel frattempo il comune di Mira già si è ribellato, molti primi cittadini stanno agendo in silenzio. L'articolo di Alice Deste e Silvia Madiotto sulle pagine del Corriere del Veneto, ma leggiamo il riepilogo delle posizioni in Veneto. Partiamo dal caso di Milano e dalle proteste. Il prefetto di Milano, come sappiamo, ha fermato la registrazione degli atti di nascita dei figli
di coppie LGBT sulla base di una sentenza della Corte di Cassazione. Sabato 10.000 persone hanno manifestato in piazza a Milano. In Veneto ci sono 2 comuni che consentono la stessa procedura di Milano: Padova, ma solo per le coppie di mamme in cui una è madre biologica, e Mira, che consegna i documenti anche ai padri. La prefettura di Padova è stata la prima in Veneto a recepire la sentenza della Cassazione e chiedere ai comuni di uniformarsi. Nei prossimi giorni il prefetto incontrerà il sindaco Giordani. Nel frattempo c'è una dichiarazione del deputato del Partito Democratico Alessandro Zan. Dice: la destra vuole criminalizzare la comunità LGBTQIA+, ma punisce soltanto i bambini. In questo modo. E questo per quanto riguarda la vicenda delle famiglie Arcobaleno, in questo momento sotto l'attacco del governo, un attacco che naturalmente riguarda appunto i bambini, colpisce loro ma colpisce l'intera società e ci riguarda tutti. L'ultima notizia di oggi, visto che ieri si era parlato di una proposta del sottosegretario della giustizia per i carcerati, o meglio per le aziende che dovrebbero assumere i lavoratori carcerati, il sottosegretario alla giustizia proponeva l'ennesimo bonus a favore delle aziende e delle imprese, che appunto in questo caso sarebbe legato alla scelta delle aziende di assumere delle persone detenute in carcere. Ebbene, la notizia di oggi: il TAR del Veneto condanna proprio il Ministero della Giustizia a pagare i detenuti lavoratori. Il Dicastero sta appunto studiando i bonus per le ditte che assumono, ma intanto dovrà ricompensare 10 reclusi. L'avvocata che si è occupata del caso parla di importi inferiori ai minimi salariali fissati dalle norme. C'è chi avanza anche 15.000 euro, quindi insomma una vicenda davvero molto grave che riguarda direttamente il Ministero della Giustizia e il lavoro svolto dai detenuti. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.